Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Un cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati con la nostra diretta sport, oggi tutta speciale, non solo per la partita tra Udinese e Monza, è appena terminato il primo tempo, reti bianche allo Stadio Friuli, tra poco sentiremo anche Enzo Cattaruzzi che ci racconterà quello che è accaduto in questi primi 45 minuti, la partita molto anomala in sé, visto che lo stadio è aperto soltanto in due lati, da una parte la curva nord, come sapete, è squalificata per 2 turni, ma c'è da dire anche che la curva sud non c'è la presenza del tifo organizzato Brianzolo e dunque oggi la partita è vista in modo diverso. Qualcuno, anche sentendo le cronache, si respira un'aria completamente strana per quanto riguarda una partita di calcio. Ma ripeto, tra poco sentiremo il tutto da Enzo Cattaruzzi. Vi terremo aggiornati anche per quanto riguarda i risultati delle partite del calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia, degli anticipi in corso e poi, come abbiamo accennato nel corso della settimana, apriremo anche la finestra informativa con i nostri amici Ghidina Folk per intervallare, come si dice nel corso di questa diretta pomeridiana, un po' di musica per passare in allegria questa oretta in vostra compagnia. Allora, in attesa di collegarci con lo Stadio Friuli, andiamo a leggere intanto i risultati per quanto riguarda il calcio dilettanti, le partite in programma quest'oggi, chiaramente partendo dall'eccellenza. Allora, a Cordovado, terminato il primo tempo, San Vitese 3, Spal 0, Tricesimo Brian Lignano 0-0, Maniago Vaillant Tolmezzo 0-0, partita ancora in corso perché è iniziata alle 15, mentre le altre due sono iniziate alle 14:30. Andiamo a vedere i risultati per quanto riguarda la promozione. Girone A, in corso, anzi entrambe terminate i primi tempi, Casarsa Sacinese 4-1, Corva Aviano 0-0. Poi per quanto riguarda il girone B, si è appena concluso il primo tempo a Sevediano Faullis Pro Cervignano 1-0, è iniziata invece alle 15:30 la sfida, il derby dei Tretars o del Collio, chiamatelo come volete, o del Fiume Iudrio in un certo senso, tra Corbonese e Corno. Ripetiamo, la partita è iniziata da 28 minuti il primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0. Andiamo a vedere anche i risultati delle altre partite per quanto riguarda la prima categoria, ripetiamo gli anticipi di oggi. Primo tempo, Pravis San Martino Calcio 0-0, Barbeano San Daniele 1-1. Barbeano San Daniele è iniziata alle 15 ed è appena concluso il primo tempo. Per quanto riguarda il girone B, a Godia, primo tempo, Cussignaco Fulgor 1-0. Poi per il girone C di prima categoria, Santa Maria Aquileia 0-0, partita che è iniziata alle 14:30, dunque siamo all'intervallo, è iniziata la ripresa, siamo al 30° del secondo tempo. Roianese Mladost invece è terminato il primo tempo con la Roianese in vantaggio per 3-0. Alle 16, tra un minuto circa, prenderà il via anche Mariano Azzurra Gorizia. Per quanto riguarda invece il campionato di seconda categoria, abbiamo una partita per quanto riguarda il girone A, Purigliese Polcenigo Budoia 0-0, partita che si gioca da 30 minuti nel corso della ripresa. Nel girone D, anche qui siamo invece al 30° minuto del primo tempo, a Pocenia, Lestizza Pocenia 2-0. Per quanto riguarda il girone E di seconda categoria, in corso alla mezz'ora della ripresa, Gradese Castions 1-0, a Gradisca la Fortezza Poggio 0-0. Per quanto riguarda il girone F,
in corso. Qui si parla quasi di Coppa Davis, perché al 30° del secondo tempo a Santa Croce Vesna Primorec 7-0. Ripetiamo, 7-0 quando si gioca il 30° della ripresa. Dovrebbe essere già pronto Enzo Cataruzzi dallo stadio Friuli. Allora passiamo la linea, Enzo, a te per sentire com'è andato questo primo tempo. Dicevamo reti bianche, però supremazia bianconera, da quello che abbiamo letto dalle cronache. È così? Sì, certamente l'Udinese poteva essere in vantaggio più volte, è stata un po' scalognato, un po' di fretta anche nelle conclusioni. Comunque un episodio mi è saltato proprio agli occhi, la munizione secondo me ingiusta di Pereira, che è anche diffidato, quindi salterà la prossima gara, di un arbitro che mi è sembrato un po' incerto, un po' troppo fiscale alle volte questa frontiera, e poi anche Fabri che ha scorto una persona di panchina, Marcon, e lo ha espulso. Ecco, ricordiamo che Sergio Marcon è il preparatore dei portieri dell'Udinese. Esatto, quindi mi pare che c'è un accanimento un po' troppo marcato verso l'Udinese. Abbiamo visto che gli spalti sono pieni per quanto riguarda i distinti, e lì sentiamo la curva che si fa sentire. Come dicevo, l'Udinese ha fatto un ottimo primo tempo, poteva essere in vantaggio più volte, Luca si è dato molto da fare, Wallace ha fatto un bellissimo primo tempo, come anche Toven, con degli sprazzi veramente di alta classe. Naturalmente il nostro portiere poi è stato quasi disoccupato, si può dire, mentre il portiere di Gregorio del Monza ha fatto 2 o 3 parate molto importanti, e quindi siamo ancora sul 0-0. È ripresa in questo momento la gara, vediamo che il Monza... E dunque è iniziato il secondo tempo allo stadio Friuli di Udine con risultato di 0-0. Recupero corto da quello che ho capito, Enzo. Sì, recupero corto, ma vediamo che il Monza sta contenendo più che altro una squadra fallosa, una squadra che chiama molte volte i falli, chiama i cartellini, si rivolge spesso all'arbitro, e sappiamo che prima o dopo questi cadono nella trappola. Quindi è una squadra che è in contenimento, non sta facendo un'ottima gara, ma una squadra non sembra la squadra che ha quel punteggio in classifica, in sostanza. È una squadra che potrebbe darci la possibilità di passare. Speriamo sia vero. Allora Enzo, tu rimani chiaramente collegato via audio dallo stadio Friuli, comunicazione di servizio anche per te, ci saranno i Ghedina Folk, chiaramente quando i Ghedina suoneranno, nella speranza che magari si sblocchi il risultato a nostro favore, non è che interromperemo la canzone, automaticamente io fermerò quando sarà terminata la musica, in caso di gol poi ti passerò subito la linea in caso di marcatura. Tu rimani comunque lì sempre in pronto ad intervenire. Ripetiamo, Udinese Monza, secondo tempo appena partito 0-0. Allora, dicevamo, riprendiamo adesso la linea dallo studio, parlavamo insomma del fatto che abbiamo i Ghedina Folk, adesso ci colleghiamo con loro, li vediamo già pronti in bassa frequenza. Innanzitutto vado a salutare Giuseppe Quattrin, il nostro direttore tecnico, anche lui pronto dallo studio di Pordenone per raccontarci importanti novità. Vedete che c'è un fondo dietro le sue spalle molto importante, si parla di Friuli TV Network, ma vi parleremo tutto nel corso della diretta. Rimane lì buono Giuseppe. Allora torniamo con la musica, andiamo dai nostri amici Ghedina Folk, eccoli qua, salutiamoli rigorosamente in diretta da quel di Forni di Sotto. Innanzitutto vediamo una novità, Valentino, oltre a tua figlia hai un altro componente della band, vedo. Sì, un altro ragazzo che si chiama Samuele. Buongiorno. Buongiorno Samuele, sei contento di partecipare a questa trasmissione? Sì. No, speri bene, no? Come si dice. Allora, cominciamo col primo giro di valzer, come si dice in questi casi. Cosa ci proponi, Valentino? Facciamo shampoos. Facciamo una Shampoos. Allora, coi shampoos, linea a Ghedina, vai.
Bene, complimenti come sempre ai Ghidina Folk per la loro. Ricordiamo che siamo collegati live streaming da Forni di Sotto e chiaramente qualcuno magari potrà anche obiettare sul fatto che l'audio è quello che è, ma l'audio è buono perché comunque va dalla fisarmonica dei Ghidina, non lascia scampo nemmeno alle connessioni internet, anche se non c'è connessione, il suono della fisarmonica dei Ghidina si espande, come si dice, non solo nella Val Tagliamento, anzi nella Val Tagliamento rimbalza e poi arriva giù fino in pianura. Vediamo se nel frattempo ci sono novità dallo Stadio Friuli. Ripasso subito la linea a Enzo Cataruzzi. Aspetta che colleghiamo, vediamo se è pronto. No. Ha disattivato l'audio, dunque non possiamo collegarci. Allora Enzo devi... Pronto? Eccolo, eccoci. Adesso qua. ti C'è sentiamo. stata una folata dell'Udinese ancora che sta tentando di portarsi in gol. Il forcing sta continuando qui a Friuli perché vediamo che è un Udinese che proprio intende passare. La solita melina del Monza, molto fallosa, che richiama molti falli. C'è un fraseggio molto confuso del Monza al centrocampo, mentre l'Udinese quando ha la palla cerca veramente di arrivare sotto porta e molte volte ci riesce con bellissime azioni. In questo momento il Monza sta tenendo la palla, in questo momento lo sta tenendo a centrocampo, c'è la solita melina, come dicevo prima, la solita ragnatela di perdere tempo. L'Udinese in questo momento c'è stato uno svarione dell'Udinese, il Monza ottiene un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo del Monza in tutta la partita, per cui seguiamo un momentino questa azione, che è un'azione potrebbe essere molto interessante. In area di rigore ci sono molti giocatori del Monza che stanno salendo, lasciano il proprio centrocampo, stanno salendo a portiere del Monza addirittura a centrocampo. In questo momento vediamo la difesa udinese che è molto attenta, ma vediamo adesso, ecco un tiro, sventato. L'Udinese sta cercando il contropiede, non ci riesce ancora, il Monza riesce a tenere ancora la palla, un fallo laterale che è a favore dell'Udinese, che dovrebbe riguadagnare un po' il campo, ripartire. Senti Enzo, nel corso dell'intervallo c'è stato qualche cambio nelle file bianconere? No, nessun cambio ancora. Sono dunque ancora l'11 iniziale. Esatto, sì, da una parte e dall'altra. Sì, esatto. Ecco, no, volevo sapere dai nostri ospiti, anche Giuseppe se voleva intervenire, se voleva fare qualche domanda a Cataruzzi, visto che con noi allo stadio, oggi è lui che segue a quattro occhi direttamente quello che accade. Volevo sentire da parte vostra se vi poteva interessare qualche domanda, magari anche qualcosa di colore, come si dice in questi casi. No, mi collega al fatto, c'entra poco con la partita, ma la questione della settimana della cittadinanza al portiere del Milan e relativamente ai fatti dell'ultima partita. Enzo, il tuo parere in merito, se era da dare o non dare questa cittadinanza? Il parere in merito è una cosa molto controversa, perché si dice che il procuratore federale non ha sentito niente, l'arbitro non ha sentito niente, il portiere del Milan ha interrotto in pratica lui la gara, c'è stato, andiamo a vedere un po' un accanimento contro la squadra dell'Udinese. Non dimentichiamo che, se vogliamo dirla tutta, noi siamo stati decretati come miglior provincia d'Italia per la qualità della vita, e poi arriva questa tegola che non ha niente a che fare con la storia del Friuli e dei friulani. Certamente è uno strascico amaro, perché pare che
pochi hanno sentito, cioè i cori non sono sentiti. La procura in qualche modo ha ottenuto dall'Udinese, cioè l'Udinese ha ottenuto il rinvio della chiusura totale dello stadio, con 2 gare di chiusura della curva che comunque penalizza, a mio modo di vedere, penalizza coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento. Bastava mettere un DASPO di 5 anni, quei 3-4, tra parentesi, c'era anche una persona di colore, e quindi insomma mi pare che la cosa... Un sudamericano, da quello che... Sì, sudamericano, ma Esatto. vediamo adesso che in qualsiasi momento un giocatore di colore prende la palla e viene fischiato, c'è sempre il dubbio che succeda qualche cosa. È una cosa di una incredibilità totale che non ha niente a vedere con lo sport. Esagerata, infatti. Sì, Se permettete, intanto salutiamo sia Paolo Piera Polo che ci sta seguendo dal vivo, e anche Eddie Sperandio che ci guardano in questo sempre momento e ci c'è mandano gli auguri. Un calcio d'angolo dell'Udinese che potrebbe essere molto interessante. Vediamo che si sta spostando Lucca. Eccola. C'è stato un mancato aggancio di Pereira che veramente poteva in qualche modo concludere. È caduto in aria un giocatore dell'Udinese, ma l'arbitro non se ne è accorto minimamente, come è stato fatto anche nel primo tempo. Si vede che i nostri falli, che subiamo non sono rilevanti per il signor Prontera. Intanto influenza... aggiornamento per quanto riguarda l'eccellenza. Maniago Vaillant Tolmezzo, è iniziato il secondo tempo da 12 minuti 1-1. Ripetiamo, al 12° dalla ripresa, Maniago Vaillant Tolmezzo 1-1. Il Monza cambia 2 giocatori, entra Zerbin ed entrano Carboni, ed escono altri 2 giocatori che mi pare, vediamo, non vedo il numero ancora sull'Edofor. Intanto che Cataruzzi guarda bene la nota, aggiornamento per quanto riguarda il girone A di promozione: Corva 1, Aviano 0. Ecco, esce. Ecco, per l'Udinese entra Ezibuie. Chi è uscito? Per l'Udinese Pereira. Esce Pereira ed entra Ezibuie. Pereira era Intanto ammonito. la Piera ci invita a mangiare il frico a Sorgento. Ecco, mi è scritto adesso che ci invita a mangiare il frico. Faremo una diretta, Piera, anche dalla famosa... La Piera va portata in diretta, ho già parlato. Certo. Aggiornamento per quanto riguarda, scusate, il girone B di prima categoria: Agodia è il derby udinese, Cusignaco 2, Fulgor 0. Ecco, l'Udinese sta riprendendo in questo momento la gara, sta passando il centrocampo e cerca di fare un'altra trama per poter arrivare davanti. Nuovamente intervengo dallo studio per quanto riguarda la seconda categoria, girone A, Pugliese Polcenigo 2-0. Attenzo. Ecco, l'Udinese sta cercando di portare il pallone davanti alla porta di Gregori, per fare Isabelle. Ecco, Luca ancora entrato, Festi cade, ma non c'è niente. L'arbitro dice che non è rigore, niente da fare. Una caduta di gioco, l'arbitro non concede il calcio di rigore. Il VAR non interviene perché evidentemente Udine non ha bisogno del VAR. Non c'è nessun check penalty, come si dice, ma adesso una semplice rimessa di gioco dal fondo. In questo momento il numero 37 dell'Udinese sta portando Pereira. Ecco, c'è un po' di problemi con l'arbitro che non riesce Allora approfitto per dare un altro risultato per quanto riguarda il calcio dilettanti, seconda categoria, girone C, al 45° minuto del Tina 1, Udine United 1. Un'altra ammonizione per Wallace. Incredibile, l'arbitro punisce Wallace al primo fallo. Di nuovo si ripete come Pereira. Incredibile. Primo fallo di Wallace è stato punito dall'arbitro Prontedera.
Intanto salutiamo Molto anche Nerella, sempre con noi, che ci sta seguendo. Ciao Nerella, dalla sua, non so se è allo stadio, sei allo stadio o sei a San Nicolò. Ecco, si può iscrivere volendo, non so, presumo sia allo stadio, perché lei solitamente quando l'Udinese gioca in casa allo stadio, altrimenti è da casa sua che ci sta seguendo da San Nicolò. Dunque salutiamo Nerella, un'altra nostra affezionados. Allora, aggiornamento per quanto riguarda i dilettanti, seconda categoria, girone D, a Pocenia, scusa un attimo, a Pocenia, Lestizza 3, Pocenia 0. Ecco, intanto Nerella ci conferma che è da San Nicolò che ci sta guardando. L'Udinese sta attaccando in questo momento, sta cercando di nuovo di portarsi sotto la porta di De Gregorio. Ecco una folata ecco Wallace, di nuovo Wallace, avanti, ancora avanti per Pereira. Il pallone passa a Toven che si vede. Ed è un tiro al volo, ma para De Gregorio. Questo portiere para tutto, un po' è bravo ma anche molto fortunato. Vabbè, Pordenone aveva una sala cinesca. Era bravo ai tempi del Pordenone. Sì. Quindi mi pare che non c'è niente da dire. Di nuovo lo studio che interviene, seconda categoria, girone E, aggiornamenti, Gradese Castions 1-1, sta finendo la partita, e a Gradisca di Sonzo la Fortezza Poggio 2-0. Queste partite stanno per concludersi, forse c'è un aggiornamento, scusate, dalla promozione al volo dal girone B, perché ho visto che è arrivato un messaggio, vediamo subito. Sì, allora a Cormons praticamente al 45esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, Virtus Corno 1, Cormonese 0 per quanto riguarda il girone B di promozione. Di nuovo la linea allo stadio. L'arbitro in confusione, non ha visto un fallo del giocatore udinese sul giocatore del Monza, la panchina del Monza è insorta, l'esterno dell'arbitro Fabri va vicino a Palladino, lo sta cercando di calmarlo, ma mi pare che il Monza abbia messo tutte le furie. Non ha nessun senso quello che stanno facendo, però lo stanno facendo per attirare un po' l'attenzione dell'arbitro l'arbitro di riserva, i quali sono molto agitati in questo momento. Ecco, la gara si sta animando, mancano 30 minuti circa alla fine. E allora per Enzo, direi, per diciamo così dare più carica all'Udinese, torniamo dai Ghidina Folk con un altro giro di liscio. Allora momentaneamente passiamo di nuovo alla linea Ghidina Folk. Cosa ci proponi, Valentino? Adesso facciamo il valzer di Pacai. Il valzer di Pacai, che magari arriva al try e di conseguenza arriva anche il gol. Vai. Speriamo bene, speriamo tutti bene.
Bene, complimenti come sempre a Valentino. Allora andiamo subito allo Stadio Friuli per vedere se c'è qualche novità nel frattempo. Tenzo. Una roba assurda, Luchi, Enzo, sei in linea? Sono in linea per dire che l'arbitro sta rovinando la gara di brutto, perché ha fatto delle ammonizioni incredibili e lo stadio ha risposto con buffone, che era mesi che non si sentiva qui a Friuli frasi di questo tipo, cioè veramente una cosa incredibile. Le palchine sono in subbuglio e sta rovinando veramente la gara. Dunque voto 3 per quanto riguarda la terna arbitrale. No, ma un 4 pieno sicuro. Allora andiamo intanto a fare un giro per quanto riguarda i campionati dilettanti, le partite, ricordiamo gli anticipi in corso. Torniamo con l'eccellenza. Allora Spal Cordovado San Vitese sempre 0-3, Tricesimo Briandignano 0-0, Maniago Vaillant Tolmezzo 1-1. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione, girone A, Casarsa Sacinese 4-1, ma siamo agli sgoccioli. Corva Aviano 1-0, anche qui agli sgoccioli, pochi minuti dal termine. Per quanto riguarda il girone B, a pochi minuti nel recupero, Sevegliano Faullis, scusate un attimo perché è partita la pubblicità non qui ma mentre stavo leggendo i risultati, dicevo Sevegliano Faullis Pro Cervignano 1-0, all'intervallo invece a Cormons Virtus Corno Cormonese 1-0. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda la prima categoria, visto che mi stanno scrivendo e giustamente dobbiamo dare risultato finale per quanto riguarda il girone A. Pravis San Martino 0-0, in corso al 22esimo della ripresa Barbeano San Daniele 1-1. Per quanto riguarda il girone B, cambia risultato anche a pochi minuti dal termine, siamo nel recupero a Godia, Cussignaco Fulgor 2-1, partita che ha gli sgoccioli ma si è riaperta nel finale. Per quanto riguarda il girone B, che l'abbiamo già dato, dunque non ha senso che lo rilegga, ecco, dicevo, per quanto riguarda invece il girone C, a pochi minuti dal termine Santa Maria Aquileia 0-0, in corso il secondo tempo Roianese Mladost 3-0, al 22esimo del primo tempo a Mariano del Friuli Azzurra Gorizia Mariano 1-0. Adesso andiamo a vedere anche la seconda categoria per quanto riguarda sempre gli anticipi di oggi. Il girone A, Purigliese Polcenigo 2-0, ma qui mancano pochi minuti alla conclusione del match. Sta per entrare Samardzic. Allora invece per quanto riguarda la seconda categoria girone B e Camarà e Samardzic stanno entrando. 23esimo della ripresa a Caporiacco, derby, Coloredo di Montalbano in vantaggio sul Caporiacco per 1-0. Andiamo al girone C, sempre 1-1 tra Tarcentina e United Rizzi, qui però sta per terminare il primo tempo, la partita è iniziata alle 15:30. A Pocenia è cambiato nuovamente il risultato, si gioca anche qui il primo tempo con l'Estizza in vantaggio, sarà contento il nostro amico Eddie Pertoldi, 3-1 sul Pocenia. Per quanto riguarda il girone D, abbiamo già dato adesso, girone E invece poi faremo di nuovo il giro di campi, siamo a pochi minuti dal termine, anche qui non ci sono ancora i finali. Gradese Castion sempre 1-1, La Fortezza Poggio 2-0. Allora abbiamo sentito Puar arbitro, perché Puar arbitro? Perché il direttore di gara insieme ai suoi assistenti una fiscalità incredibile e sta accendendo gli animi con una puntugliosità che è fuori luogo, mentre il Monza in questo momento sta attaccando, sta arrivando sotto porta, ma nulla di fatto. Udinese sta ripartendo. No, solo per Eddie Sperandio volevo dire che il Tolmezzo sta pareggiando 1-1, ecco, giusto perché me l'ha chiesto. Bene, perlomeno i dilettanti stanno si stanno muovendo. Diciamo che ci sono stati questi minuti dal 60esimo fino adesso che l'arbitro non ha trovato la lucidità necessaria per tenere in mano la gara. Adesso la gara sta riprendendo, i giocatori sono consapevoli
di quanto sta accadendo in questo momento, e l'Udinese sta attaccando con Samovic, vediamo se riesce a portare, riesce sotto porta, viene spillato proprio il pallone, gli viene portato via, ma ecco riprende la gara con l'Udinese che prende il pallone, vediamo se la palla lo fa girare molto bene dalla destra, supera il centrocampo, Pereira, vediamo di nuovo, c'è un pressing del Monza, ma l'Udinese adesso sta giocando un po' di melina anche lui, sta cercando la rimessa, ecco in questo momento uno svarione, ma ecco, mamma mia, ecco, c'è stata l'occasione al centro dell'area che non ha saputo sfruttare bene un bel cross di Thauvin, non è stato sfruttato da Luca, e per cui adesso... Ecco Luca, come sta giocando? Ma Luca ha avuto molte occasioni nel primo tempo, nel secondo tempo un po' meno lucido, ma diciamo che il portiere ne ha parate tutte ed è stato anche un po' scalognato. Adesso c'è un calcio d'angolo a favore dell'Udinese. Senti, mi chiedono se allora non ha tolto il Tucu. Il Tucu l'ha già tolto, sì. L'ha tolto. Ecco l'Udinese. Mamma mia, ha sfiorato il gol, ma non c'è niente da fare. No, ti dicevo di Luca in questa posizione da centravanti isolato con Pereira che funge da centravanti tattico. Ancora una volta il povero deve portare sia il cerchio che la botta, no? Sì, andava molto bene, adesso ho detto bene che sta cercando di fare numeri, ma il Monza sta riprendendo. Probabilmente è entrato Giannetti sta facendo la sua gara. In questo momento un po' di confusione al centrocampo, l'Udinese perde la palla in maniera incredibile, dando la palla agli avversari. Il Monza non ha un gioco ficcante, ma sta tenendo la palla proprio per non avere fastidi. L'Udinese sta cercando di portare via la palla per trovare lo spunto necessario per portarsi sotto porta e cercare di fare questo gol. E io approfitto un attimo di questa pausa per dire che abbiamo il finale a Tricesimo, dunque Tricesimo Briandignano 0-0, si sta ancora giocando a Cordovado, ma la San Vitese, come si dice, ha messo in scarsea la partita perché è avanti per 3-0, mentre sempre 1-1 è in corso però il 28esimo minuto della ripresa, Maniago, Vaion, Tolmezzo 1-1. Allora io direi Enzo, sperando di profetizzare, vai. In questo momento Luca sta facendo un forcing, sta tornando indietro, incredibile. Ecco la palla Samaris si presenta davanti alla gara, un tiro ancora Samaris, di nuovo riprende la palla ancora in area, niente di fatto. Il Monza libera, sembrava proprio un tiro da gol, ma è stato portato via il pallone quasi. Ecco un fallo incredibile verso Samaris, ma l'arbitro non interviene e lascia una semplice rimessa dal fondo. In questo momento il Monza sta facendo entrare un altro giocatore che è il numero 13 per Pereira, si chiama Pereira anche lui. Esatto, allora io approfitto un attimo per 73esimo di gioco, riprendo nuovamente io la linea perché c'è un altro finale per quanto riguarda gli amici dei dilettanti, girone B di promozione, Sevegliano Fauglis batte Pro Cervignano 1-0, mentre sta per cominciare il secondo tempo a Cormons con la Virtus Corno in vantaggio sulla Cormonese per 1-0. Vediamo se abbiamo altri finali. Sì, ma questo abbiamo già dato, dunque abbiamo il girone B, sempre 2-1. Wallace. Mamma mia. L'Udinese sta giocando verso la propria porta, è un po' contratta in questo momento. Incredibilmente è un po' contratta, il Monza ma Cioffi sta cercando, secondo te, visto che tu stai guardando la partita, io sto soltanto pendendo dalle tue labbra, Cioffi sta cercando di dare qualche scossa alla squadra, magari con qualche innesto, qualche cambio logico, oppure sta confabulando? In questo momento sta confabulando con un suo assistente, perché evidentemente i cambi che ha fatto non sortiscono a quello che credeva. La squadra invece di fare un forcing sta regredendo, in qualche modo sta tenendo la palla quasi fosse. In questo momento l'arbitro interviene di nuovo
dice che ha fatto un mani, quindi è punizione non rimessa dal fondo a favore dell'Udinese, una volta tanto a favore dell'Udinese, e questo in qualche modo viene sottolineato da un mini applauso dalla platea della curva della tribuna. In questo momento l'Udinese sta attaccando, vediamo un momentino sotto porta il numero 31, ecco la palla di nuovo in calcio d'angolo, anzi no, in una semplice rimessa dal fondo. Vediamo Samaric, in questo momento Samaric è stato portato in campo per cercare di che la gara prendesse un altro piglio, ma in questo momento questa voce non mi è nuova, questa voce. Esatto, sì. È il nostro amico Micoli che infatti ti ho detto non mi è nuova la voce. Sì. Allora io approfitto un attimo per dare i finali per quanto riguarda gli anticipi della seconda categoria del girone E. Dunque Gradese Castions 1-1, a Gradisca di Sonzo la Fortezza batte il Poggio per 2-0. Il Monza ha ripreso in mano la gara, questo momento sta passando il centrocampo, ma ormai la gara si svolge al centrocampo, non riescono le due squadre a presentarsi davanti alle aree dei rispettivi portieri, per cui sembra si accontentino a 15 minuti alla fine di uno 0-0 che potrebbe bastare E per allora il Monza, ma non basta per l'Udinese. senti Enzo, allora per dare ulteriore carica, magari Cioffi riesce a sentire, visto che abbiamo detto magari che qualche altra anche in musica, caso, no? ecco, in caso, anche se non c'è connessione internet, ma la musica dei Ghidina Folk riesce tranquillamente a superare le montagne, magari scende giù. Come senti c'è un incitamento del pubblico all'Udinese perché si svegli da questo torpore di questo allora tu stai buono lì che Bene. torniamo dai Ghidina, ti stacchiamo un attimo, dunque stiamo un attimo fuori con te, ritorniamo con Ghidina. Allora Valentino, parlare una scossa all'Udinese, se suoni tu. Adesso facciamo una polka tedesca. Una polka tedesca, vai con la polka tedesca. Bene, complimenti come sempre ai Ghidina. Prima di passare la linea a Enzo Cataruzzo dello Stadio Friuli, finale per quanto riguarda l'anticipo di eccellenza a Cordovado, la San Vitese ha battuto la Spal per 3-0, Tricesimo Bria 0-0, in corso al 34esimo della ripresa Maniago Tolmezzo 1-1. Torniamo allo Stadio Friuli a Enzo.
Ecco, durante il collegamento di prima vi ho detto che l'Udinese stava cercando di rimontare un po' la china e questo l'ha fatto, anzi con un bel tiro di Wallace che ha sorvolato la traversa di De Gregorio. Poi di nuovo l'Udinese si è presentato davanti a De Gregorio con un'azione da gol e naturalmente un tiro da fuori. Molti hanno gridato a rigore perché si dice che ha toccato la mano di un giocatore del Monza, ma l'arbitro non era di questa idea e naturalmente nessuno ha protestato, perché quello che dobbiamo dire è che l'Udinese non protesta mai ultimamente, quindi evidentemente non ritiene di portare l'attenzione dell'arbitro. Ecco, in questo momento l'Udinese sta difendendo nella propria area. Sono molti palloni alla viva e paraco, vedo, da una parte e dall'altra, quasi a esorcizzare il fatto di fare delle folate verso le rispettive porte. In questo momento il pubblico sta fischiando perché non è contento di come si svolge la gara. Mancano 10 minuti scarsi alla fine della gara, più sicuramente qualche minuto di recupero, ma per esempio nel primo tempo il recupero l'arbitro non ha concesso neanche un minuto di recupero, nonostante la gara sia stata fermata con qualche minuto, per cui mi sembra che la terna arbitrale ha fretta di chiudere questa gara, che è stata per loro molto spinosa. Anche in questo momento l'Udinese sta, ecco, niente da fare, Gregorio esce. Il portiere del Monza, devo dire che veramente impalla sempre su ogni pallone, riesce a uscire in maniera efficace e sta parando molto bene, quindi diciamo l'Udinese sta facendo il tutto per tutto, ma abbiamo dall'altra parte una difesa del Monza che è molto arcigna, si difende anche molto bene con qualche fallo di troppo, ma comunque si difende bene, è un portiere veramente, veramente forte. Tanti complimenti al portiere del Monza. Bene, allora andiamo a vedere un po' alcuni risultati finali per quanto riguarda il campionato dilettanti. Passiamo alla prima categoria, Girone A. Pravis San Martino 0-0, questo è già finale, mentre in corso siamo al 37esimo della ripresa, Barbeano San Daniele 1-1. Girone C, Santa Maria Aquileia finale 0-0, Roianese Mladost 3-0, ma si gioca il 37esimo della ripresa, mentre in corso il primo tempo, siamo al 38esimo del primo tempo, a Mariano del Friuli, Azzurra Gorizia Mariano 1-0. Andiamo a vedere la seconda categoria per quanto riguarda gli anticipi, Girone B, Caporiacco Coloredo 0-1, per quanto riguarda il girone C, Tarcentina e Udine Unite Rizzi 1-1. Per quanto riguarda il girone D, dovrebbe esserci il primo tempo che è terminato a Pocenia con il Lestizza avanti per 3-1 sul Pocenia. Velocemente anche gli altri risultati di eccellenza, li riepiloghiamo anche per gli amici da casa. A Cordovado la San Vitese ha battuto la Spal per 3-0, Tricesimo e Briani invece è terminata 0-0, in corso i minuti finali tra Maniago e Tolmezzo 1-1. Non ci sono novità nemmeno per quanto riguarda le partite di promozione, e il finale, la vittoria del Severiano Faullis contro l'Alpro Cervignano per 1-0, mentre la Virtus Corno sta conducendo per 1-0 a Cormons contro la Cormonese, ma siamo al 10° della ripresa. Torniamo allo Stadio Friuli. In questo momento una munizione dal giocatore del Monza che stava impedendo la rimessa laterale del giocatore dell'Udinese. Finalmente l'arbitro mette mano al regolamento anche per il Monza. Io sono polemico perché vedo che veramente l'arbitro non ha rispettato i canoni, non ha rispettato il metro di gara, perché uno può anche avere un metro diverso, ma ottenere il metro il primo e il secondo tempo, comunque verso entrambe le squadre, è basilare per un arbitro, perché l'arbitro può sbagliare e naturalmente non è infallibile, è inappellabile, si sa, ma almeno se ha lo stesso metro la gente capisce che non ha svarione. Ma in questo momento vediamo che l'arbitro sta discutendo con il giocatore centro area, quasi a esorcizzare qualche colpo gobbo da parte della squadra del Monza. Ecco, in questo momento la palla arriva mezzo all'area, di nuovo l'Udinese, un altro cross di Ezebuele, vediamo un momentino se niente da fare. Wallace riprende la palla, Wallace, ecco di nuovo Wallace si sta
affacciando verso un tiro, ai. Gol. Niente da fare, Luca non è riuscito a intercettare il cross di Wallace e non c'è niente da fare. Adesso un giocatore del Monza è a terra, naturalmente si perderà molto tempo, poi arriverà naturalmente la bomboletta santificatrice che farà rialzare subito il giocatore del Monza che sta perdendo tempo. E infatti, Ecco, come ci sta scrivendo anche il nostro amico da casa, Edi Sperandio, dice gli arbitri da un bel po' che rovinano molte partite anche nel Carnico. Ma d'altronde questo oggi fare il purtroppo direttore di gara Enzo Cataruzzi, che è stato arbitro, che ha rischiato anche di è arbitrare in difficile, io Serie A. capisco che è difficile. Tu che tra l'altro È hai rischiato di difficile. arbitrare in Serie A, ecco, non peraltro. Io ho arbitrato una gara molto importante, Udinese Italia Militare, che era praticamente l'Under 21 del tempo, non appena Udinese, ma erano altri tempi, altri stili, non c'erano arbitri, diciamo così, non erano stipendiati, ecco. Quindi era forse un calcio più romantico. In questo momento, un altro fallo, ma se ne va. Un giocatore del Monza, il Monza molto pericoloso, altro calcio. No, l'Udinese riesce a prendere in mano la gara, benissimo. Sta tenendo la partita l'Udinese, anche se vediamo che le squadre sono stanche, sono anche sfilacciate. In questo momento c'è un po' di battibecco tra Cioffi e qualcuno in panchina. No, ha mandato a scaldare qualche giocatore. Non so Come al chi solito gli manda a ultimi 3 scaldare. minuti. Gli ultimi 3 minuti mi fa questi cambi che non so, lasciano il tempo che trovano. Ecco, Luca è stato cinturato in questo momento, protesta sempre del Monza che ottiene quasi sempre da parte dell'arbitro una certa indulgenza perché chiama sempre il fallo, quindi discute un po', intanto i giocatori ritornano verso la propria area a prendere posizione, vanificando l'effetto sorpresa dell'Udinese. Ecco, ricordiamo che è in corso anche Empoli-Genoa e per fortuna il risultato è ancora 0-0. Ecco, l'Udinese in questo momento, mamma mia, questo è un rigore automatico, ma in questo momento l'arbitro è in confusione completa. Il VAR, non sappiamo se il VAR, ma questo ci sembra un rigore sicuro perché è stato trattenuto un giocatore dell'Udinese. Vediamo il numero, mi sembra proprio Luca, una cosa incredibile, sono tutti attorno all'arbitro, vediamo se c'era un check, un VAR o meno. Non ci sembra che nulla accada, l'Udinese in questo momento sono tutti in mezzo al campo, c'è un po' di confusione, Fabri, che è l'assistente dell'arbitro, dice che non c'è niente da fare e nessuno, non succede niente, ma sembrava una trattenuta veramente, una trattenuta plateale. Ecco, esce Toven ed entra il numero 22 Brenner. Incredibile, non aspetta il fatto che è un VAR in corso, mi dicono c'è un VAR in corso, ci potrebbe essere anche un rigore. Toven è probabile rigorista, insomma. È il ecco, vediamo un pochino cosa succede perché non si sa se sarà. No, mi pare che il VAR ha dato che non c'è il rigore, quindi anche questa volta non siamo stati nessuna possibilità per l'Udinese. Probabilmente sarà stato un problema sulla linea ad sì, Assago. Mancano 2 minuti alla fine, più recupero, ma non vediamo. Cosa cambia con l'entrata di Bremer? Cosa cambia? Ma cambia poco, nel senso che ha tolto un giocatore che magari poteva una dare punta di movimento per mettere un centrocampista delle soluzioni. Sì. Cerca un momentino l'effetto sorpresa con Bremer. Ecco, sta fischiando, addirittura Cioffi sta fischiando in panchina verso i giocatori per richiamare un po' l'attenzione. Palladino ha agitato anche lui, è una partita che è in bilico ancora, il Monza adesso sta cercando di portarsi verso la porta dell'Udinese. Oh, mamma mia, altra cosa incredibile, dato un calcio d'angolo al Monza, ha invertito di nuovo la decisione, a mio modo di vedere, era un fallo per l'Udinese, invece ha invertito sicuramente. C'è un po' di molta confusione ultimamente, vediamo proprio le squadre sfilacciate, le panchine in agitazione e anche gli arbitri di linea che sono in agitazione. Il Monza sta cercando, mamma mia, ha sfiorato il gol il Monza, forse l'unica occasione da gol parata da
Okoye, meno male, meno male. In un'azione veramente confusa, adesso l'Udinese sta cercando un'ultima folata verso la porta di De Gregorio, ma ormai il Monza si è riposizionato e quindi ha chiuso di nuovo le porte. Vediamo di nuovo Brenner, vediamo questo Brenner cosa fa, ma la prima cosa che fa, passa la palla verso la propria difesa. Ecco, Ti ho detto, non Christensen sta cambia passando, nulla, mi hai detto tu che cambiava no, qualcosa, ti ho detto sta non cambia passando nulla. Va Christensen, bene lo 0-0, dai. alto cross, Christensen di nuovo, vediamo Samovic che oggi Samovic non ha dato nessuna possibilità. Ecco, l'arbitro in questo momento fischia una punizione a favore del Monza che era incredibilmente assurda, ma comunque ormai questo è il metro che ha Ecco, si assunto sa, il scusa signor Enzo, si sa Prontera. quant'è il recupero? Il signor Prontera, vediamo il recupero. Ecco, sentite. Sì. Se mi pare molto eloquente, lo stadio è veramente arrabbiato. Il tempo di recupero mi sembra di 4 minuti. Dunque siamo già entrati nel recupero, no? Sì, siamo già in recupero. Dunque siamo a 1 minuto e Pieno. mezzo circa dalla fine. Ecco, esatto, siamo già in recupero. Le panchine ormai sono fuori dal posto, che voi sapete che il allenatore deve stare in un spazio delimitato, ma Palladino se ne va per conto suo, l'arbitro non dice niente. Il Monza sta cercando di trovare il colpo copo, evidentemente in un momento in cui l'Udinese, poi sappiamo che negli ultimi minuti l'Udinese soffre sempre e lo soffre anche in questo momento, perché vediamo che c'è è di nuovo un calcio d'angolo per il Monza, quindi vediamo ancora l'Udinese. Noi sappiamo che negli ultimi minuti stiamo soffrendo molto, a questo punto ci auguriamo un pareggio addirittura, perché qui vediamo che il Monza sta attaccando negli ultimi 4 minuti, pare ancora 2 minuti, ecco calcio d'angolo, ecco la palla sempre del Monza, un altro tiro per fortuna sopra la traversa della porta difesa da Okoye. L'arbitro mi pare una fiscalità incredibile, fa riprendere il gioco. L'Udinese sta tentando l'ultima carta, ma anche, mi pare che manchi 1 minuto. Samavic ha la palla, passa al centrocampo, ci ripensa un poco, non sa cosa fare incredibilmente. Ecco, Brenner è stato falciato e finalmente c'è una munizione al numero 4 del Monza, a Izzo. Finalmente c'è una munizione anche per il Monza, ne ha fatti 2 molto pesanti all'Udinese. Vediamo un attimo cosa succederà. Io saluto intanto i colleghi, saluto il collega Meroi di Radio Spazio, saluto anche la Tosolini di Telefriuli, se ne stanno andando tutti. Ma noi Stanno speriamo di raggiungendo vedere la sala stampa, come si dice. esatto, noi speriamo di vedere il gol in diretta. È l'ultima occasione. La palla è sul piede di Samadis che farà una punizione circa 35 metri dalla porta difesa di Gregorio. Ecco, siamo tutti. Ecco il cross Udinese, niente da fare. Parata di De Gregorio che fa su la palla. Ormai sembra una partita votata allo 0-0. 0-0 che va bene chiaramente per il Monza. Per il Monza c'è un po' di parapiglia tra i giocatori del Monza e dell'Udinese. Il giocatore del Monza si mette a terra naturalmente per perdere ancora tempo. Intanto sempre 0-0 tra Empoli e Genoa. Sempre 0-0 Empoli su di Genoa. lui concede il fallo laterale, naturalmente il Monza perde tempo perché è un risultato che va molto bene, un pareggio a Udine in questo momento dove ha sofferto tutta la gara e va più che bene, insomma. L'Udinese che ha cercato di fare la gara e portare quei 3 punti, ecco l'ultimo tiro di Wallace, vediamo adesso, ma pare che torniamo alla viva il parroco. Sento il in questo momento il signor Prontera tra i fischi del pubblico chiude la gara, una gara dove l'Udinese meritava, ma come dico l'arbitro a mio modo di vedere ha portato il secondo tempo a
veramente una fibrillazione fuori luogo, quindi dallo stadio Friuli con amarezza, diciamo, un pareggio che sta molto molto stretto e naturalmente vede ancora l'Udinese in salita, mentre il Monza guadagna un punto insperato qui a Udine perché il primo tempo dava questi segnali. Naturalmente speriamo alla prossima gara, che mi pare che è molto difficile perché Beh, se si non va a Torino sbaglio, con la Juventus. con la Juventus è una cosa che ci fa ancora sperare, però Si giocherà di lunedì alle 20:45. Tra l'altro. speriamo che magari l'orario ci favorisca, ma mi pare che in questo momento vediamo, i giocatori stanno uscendo, c'è un po' di assembramento a centrocampo, ma diciamo che c'è un po' di amarezza, un po' di brusio sia in sala stampa che fuori, perché naturalmente tutti pregustavano una vittoria. Bene, se non c'è altro io ti saluto, naturalmente buona musica. Grazie dunque Enzo Cataruzzi per questa sua audiocronaca dallo Stadio Friuli, lo ringraziamo come sempre per la sua professionalità e il suo modo di raccontarci. Empoli-Genoa è ancora ferma sullo 0-0, ma dovrebbe essere finale anche questo, questione di secondi in attesa di aggiornamento. Allora, così poi vi daremo anche i risultati finali per quanto riguarda i campionati dilettanti, gli anticipi di oggi, quelle gare che sono iniziate chiaramente alle 14:30, alle 15. E allora andiamo subito per l'ultimo giro penultimo giro, diciamo così, con i Ghidina Folk. Allora passiamo nuovamente alla linea Valentino. Cosa ci proponi, Valentino, sto giro? Allora adesso torniamo a fare un brano di Pacai, La polca della Maid. Bene, vai. Bravo Ghidina, chiaramente sei un po' anche al buio anche tu adesso, perché chiaramente comincia, come si dice, la fase di penombra. Noi intanto stiamo aggiornando i risultati per quanto riguarda la Serie A, per chi si fosse messo in ascolto soltanto in questo istante audio e video. Udinese Monza è terminata 0-0, stesso risultato tra Empoli e Genoa, reti bianche dunque anche al Castellani tra Empoli e Genoa. Questo diciamo è un buon risultato per quanto riguarda l'Udinese. Andiamo a vedere invece i risultati finali per i gironi, per le partite, scusate, dei dilettanti in Friuli Venezia Giulia. Allora, Spal Cordovado San Vintese 0-3, Tricesimo Brian 0-0,
Maniago, Vaillant, Tolmezzo, Carnia, e ancora sull'1-1 non ci danno il finale, le reti sono state rimesse a segno da Motta e da Manzato, così ci comunicano, però la partita non è ancora terminata, dunque non possiamo darlo come finale. Andiamo a vedere velocemente la promozione, le gare in corso. Il risultato finale per quanto riguarda il girone B: Sevegnano Fauglis contro Pro Cervignano 1-0, in corso il secondo tempo a Cormons, Virtus Corno Cormonese 1-0. Per quanto riguarda invece il girone A sono tutti finali. Casarsa vince 4-1 contro la Sacidese, il Corva ha battuto l'Aviano per 1-0. Prima categoria girone A, ancora in corso alcune partite, soltanto il risultato finale che tra Pravis e San Martino Calcio 0-0, sgoccioli per quanto riguarda Barbeano San Daniele 1-1. Andiamo al girone B, qui invece ci sono i finali. A Godia il Cusignaco ha battuto il Fulgor per 2-1. Girone C ancora in corso. Santa Maria Aquileia 0-0, risultato finale praticamente, manca solo il triplice fischio dell'abito. La Roianese sta vincendo contro il Mladost per 3-0 e al 27esimo del secondo tempo a Mariano, anzi scusate, la partita è terminato il primo tempo, Azzurra perché è iniziata alle 16, l'Azzurra Gorizia sta vincendo 1-0 sul Mariano. Andiamo a vedere adesso gli altri gironi per quanto riguarda la seconda categoria, partendo chiaramente dal girone A. Purigliese batte Polcenigo 2-0. Per quanto riguarda il girone B, ancora in corso, Caporiacco Coloredo 0-1, ma siamo proprio agli sgoccioli. Girone C, Tarcentina Udine United Rizzi 1-1, qui manca poco al termine, anzi qui c'è ancora da giocare perché la partita è iniziata alle 15:30. Girone D, Comunale Pocenia Lestizza 1-3, siamo al 27esimo della ripresa. Girone E, qui invece abbiamo i finali. Gradese Castions 1-1, La Fortezza Poggio 2-0. Girone F, anche qui abbiamo il finale a Santa Croce, Vesna batte Primorec 7-0. Allora torniamo anche con Giuseppe, dunque allarghiamo l'inquadratura, eccoci qua per parlare, no Giuseppe, quelle che sono le novità del nostro gruppo. Ci stiamo sempre di più allargando, abbiamo aperto Made in Carnia e soprattutto anche il nuovo canale Media Europa Channel con la direzione di Enzo Cattaruzzi, però chiaramente ci stiamo allargando, ci sono tante novità, allargando in modo positivo proprio perché ci sono molti che ci stanno seguendo, ci stanno chiedendo anche collaborazione. Allora passo la linea a te Giuseppe per raccontarci l'ultimissima, vai. Devi accendere il microfono però. Ecco. Okay. Intanto volevo un attimo ringraziare tutti quelli che hanno messo i commenti e in particolare anche Natascia, che sarebbe la moglie di Valentino, che nessuno la nomina mai, e saremo prossimamente a Forni di Sotto rispondendo ai commenti. Poi parlando un attimo dei nostri progetti, sì, con il 2023 abbiamo attivato praticamente in fase sperimentale, ma adesso non è più fase sperimentale, quindi siamo attivi al 100% con la Web TV Carnica, quindi Carnia Web TV, che replica i segnali di Friuli TV per quanto riguarda la Carnia, ma è un canale prettamente autonomo e collegato al portale Media Made in Carnia, che è un canale autonomo. Col 1° gennaio, collegandoci anche prima al buon Enzo Cattaruzzi, che è il direttore responsabile del progetto, è nato Media Europa Channel, che va al di fuori del Friuli, quindi ci chiedevano sempre ma fate solo informazione friulana, in friulano? No. Con Media Europa Channel adesso il progetto si è spostato al di fuori del Friuli, in Europa, nel mondo, e partirà, come abbiamo già fatto in fase sperimentale, la fase dei Focolars, il progetto con i Focolars Furlan in giro per il mondo. Abbiamo già sperimentato Venezuela e adesso come da accordi partiremo, siamo stati contattati sinceramente e partiremo con i nuovi progetti.
C'è un'altra cosa che è un progetto che partirà questo in fase sperimentale. Noi abbiamo sempre parlato di web TV, di giornali e quant'altro, ma alla radio, alla parte di audiogiornale, i podcast o alle fasi di musica o alla parte musicale, volevo dire, mancava. Quindi sarà una sorpresa che partirà da marzo in collaborazione con delle troupe, delle persone fuori Friuli, in questo caso, e andremo a far nascere anche questo progetto. Ultimo, che raggruppa un attimo dietro la mia faccia, vedete il marchio Friuli TV Network, è il nuovo portale che uscirà penso alla fine della prossima settimana, ma è già pronto, come avete visto nei post, praticamente in primo screen. Andiamo a raggruppare ciò che sono le informazioni, quindi di Friuli TV e Media Europa Channel, in modo che l'utente non debba saltare su 1000 portali, ma sarà un portale unico che raggrupperà Friuli TV e Media Europa. La Carnia Web TV Carnica, quindi Carnia Web TV, viaggerà autonoma che sta ottenendo ottimi risultati, anche e soprattutto, e qui devo fare un ringraziamento a Valentino, Alessandra, che hanno portato, come si suol dire, mezza Carnia a far conoscere il canale, perché a Pordenone, Valentino, stai diventando che qui in istituzione mi chiedono spesso chi è quello che suona la fisarmonica. Ho detto c'è un numero, chiamatelo e va a suonare ovunque. Per concludere, alla fine, per unificare, usciranno anche da maggio da app per Android e iOS, quindi siamo coperti al 360 gradi. E seguiteci sui social per vedere tutte le informazioni. Infatti adesso siamo implementati con la, diciamo, soprattutto della radio, ma seguiteci nei social che faremo step by step, vi elencheremo cosa succederà da qui al mese di maggio, che quando usciranno anche le due app, quella della Carnia e del Friuli TV, in modo da avere tutto sotto controllo. Con un pulsante potete vedere tutte le nostre trasmissioni, visto che il canale si è allargato, il gruppo si è allargato. Bene, grazie Giuseppe per il tuo intervento. Io direi di fare l'ultimo giro per quanto riguarda i nostri amici da Forni di Sotto, e dopodiché vi daremo i risultati finali proprio che ci stanno aggiungendo delle partite che si sono disputate nel pomeriggio, quelle che sono iniziate chiaramente alle 14:30 e alle 15, dei vari campionati dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Vedo già pronto Ghidina. Allora Valentino, cosa ci proponi come ultimo giro? Adesso facciamo un brano, La Molisana. La Molisana, bene, fai tu la pasta.
Bene, un applauso virtuale al nostro amico Ghidina, rimane lì Valentino insieme al tuo staff perché adesso andiamo a dare solo i finali e poi chiaramente l'ultimo giro dei saluti. Allora ripartiamo dall'eccellenza, Spal Cordovado San Vitese 0-3, Tricesimo Brian 0-0, Maniago Vaillant Tolmezzo Carnia 1-1. Adesso andiamo a vedere i risultati della promozione per i finali, girone A. Casarsa Sacilese 4-1, Corva Aviano 1-0. Girone B, finale, Sevegliano Faullis batte Pro Cervignano 1-0 in corso, quando siamo a pochi minuti dal termine, a Cormons, Virtus Corno 1, Cormonese 0. Passiamo al campionato di prima categoria, girone A. Due partite oggi in programma negli anticipi, Pravis San Martino 0-0, Barbeano San Daniele 1-1. Questi sono finali. Anche per il girone B è finale, a Godia Cusignacco batte Fulgor 2-1. Per quanto riguarda invece il girone C, finale Santa Maria Aquileia 0-0 e Roianese batte Mladost 3-0. Al 37esimo minuto del secondo tempo a Mariano, anzi scusate, al 7° minuto della ripresa, perché è iniziata alle 16, l'Azzurra Gorizia sta conducendo sul Mariano per 1-0. Andiamo a vedere anche la seconda categoria, sempre relative alle partite degli anticipi. Chiaramente partiamo dal girone A. Purigliese, unica partita in programma oggi come anticipo, Purigliese batte Polcenigo Budoia 2-0. Per quanto riguarda il girone B, a Caporiacco il Coloredo di Montalbano ha battuto il Caporiacco per 3-0. Girone C, ancora in corso, è iniziata alle 15:30 la partita, dunque siamo intorno al 37esimo del secondo tempo. La Tarcentina adesso è in vantaggio per 2-1 sull'Udine United Rizzi, mentre per quanto riguarda il girone D, anche qui siamo al 37esimo del secondo tempo. A Pocenia il Lestizza conduce per 3-1 sul Pocenia. Girone E invece abbiamo i finali, Gradese Castellons 1-1 e la Fortezza Poggio 2-0. Stessa cosa per il girone F, il Vesna ha battuto il Primorac per 7-0. Questo è un risultato tennistico che nel calcio conta fino a un certo punto, conta perché quando perdi 7-0 qualcosa non va tanto bene, ma abbiamo visto tra l'altro anche un brutto episodio la settimana scorsa con la gara tra Villesse e San Vito, terminata addirittura 17-0, 17-1, con una cosa veramente fuori da ogni logica del calcio giocato. Bene, chiaramente per quanto riguarda le tre partite in corso non riusciremo a darvi il finale perché andiamo a chiusura per quanto riguarda questa trasmissione. Ringrazio ancora chiaramente Giuseppe da Pordenone che ci ha raccontato le novità per quanto riguarda il nostro gruppo web televisivo editoriale. Ringrazio chiaramente i Ghidina Folk che rinquadriamo da Forni di Sotto in rigorosa diretta e salutiamo anche la new entry per quanto riguarda i Ghidina, no Valentino? Perché solitamente noi siamo abituati a vedere te e tua figlia, oggi invece siete in tre, no? Sì. Non ho sentito tanto bene. No, ti volevo dire, oltre chiaramente a ringraziarti come sempre, volevo dire insomma che solitamente noi siamo abituati a vedervi in due, oggi invece siete in tre. Sì, abbiamo Samuele, un nostro parente. Bene, Samuele, cosa vuoi dire? Adesso ci sarà più presente con noi. Bene. Omar, scusa mi intrometto. Facciamo fare anche un saluto a Samuele e ad Alessandra. Certo. Se no parla sempre Valentino prima della chiusura. Ma lui con la scusa che non sente interviene sempre lui. Esatto. Lui con la scusa che non sente interviene sempre lui. Chiaramente salutiamo Alessandra, parla poco ma suona bene, come si dice, e salutiamo anche Samuele per questa new entry all'interno delle nostre trasmissioni. Io direi che possiamo ringraziare gli amici da casa che ci hanno seguito attraverso gli strumenti di ultima generazione. Questa trasmissione, questi live dedicati al calcio, ma in generale allo sport, stanno dando i risultati che giustamente abbiamo, diciamo così, previsto quando abbiamo messo in piedi
queste serie di puntate attraverso le nostre web TV, e chiaramente ringraziamo principalmente tutti coloro che ci stanno seguendo, perché grazie a loro insomma riusciamo ad andare avanti, riusciamo a cercare anche di migliorarci nel modo di presentarci, e perché no, purtroppo ogni tanto si commettono qualche errore per strada, non dovrebbe esserci questo, però insomma siamo qua, chi non lavora, come diceva un vecchio detto, non sbaglia mai. E come ci scrive un nostro utente, evviva lo sport, e questa è la cosa importante. Ricordo ancora che l'Udinese ha pareggiato 0-0 in casa con il Monza. Abbiamo sentito l'audiocronaca di Enzo Cattaruzzi, che ci ha raccontato insomma di una partita condizionata ai noi da alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato a desiderare il pubblico presente allo Stadio Friuli. Per fortuna Empoli e Genoa è terminata 0-0, dunque va benissimo, dopo anche la clamorosa vittoria del Lecce ieri sera nei minuti finali, che è riuscito a ribaltare la partita contro la Fiorentina, in attesa di altre novità. Chiudiamo qui questa trasmissione, ringraziamo come sempre tutti voi vicini e lontani, e come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.